È ricoverato in gravi condizioni a San Bortolo di Vicenza l'autista 49enne rimasto coinvolto nell'incidente sul lavoro accaduto intorno alle 8:30 nel piazzale esterno della ditta di attrezzature meccaniche Omo di Cartigliano in via Montegrappa. L'uomo dipendente dell'azienda Bodega di Cisano Bergamasco aveva appena terminato di scaricare dei profili in metallo e stava procedendo con le operazioni di fissaggio del materiale rimasto nel camion per poi ripartire. Per causa in corso di accertamento, il 49enne è caduto dal cassone finendo a terra e battendo violentemente la testa. A dare l'allarme sono stati i titolari dell'azienda Omo, i fratelli Sabrina e Stefano Oliveto, che avevano appena concluso con lui le operazioni appunto di scarico del mezzo, si erano allontanati, poi hanno visto l'uomo riverso sull'asfalto e quindi hanno chiamato subito i sanitari del San Bassiano. Quando è stato trovato a terra, il 49enne era in stato di semi-incoscienza. Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno optato per il suo trasferimento all'ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Profondamente dispiaciuti per quanto accaduto i titolari dell'azienda Omo, che conoscono l'autista da oltre 20 anni e con il quale hanno stretto un rapporto di amicizia. Sul posto anche i carabinieri, vedete il nastro bianco e rosso che delimita proprio il punto dove è avvenuto l'infortunio.